Laura Puppato, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Oggi giornata di manifestazione di protesta del partito davanti alla stazione di Padova. Cosa chiede il PD per rimettere in sesto le sorti del trasporto pubblico locale in Veneto? Un'inversione di tendenza intanto nelle politiche del Veneto. Troppi anni spesi solo per l'auto e quindi solo in funzione sostanzialmente di un trasporto privato. Oggi la situazione è talmente grave che ci vede costretti a fare questa manifestazione, sia perché non stanno arrivando i soldi promessi per il trasporto pubblico locale e anche per le ferrovie, quindi per la rimessa in moto della metropolitana di superficie, per il pagamento del trasporto regionale a mezzo ferrovia, sia perché si allontana anche l'ipotesi di poter avere in assestamento di bilancio la cifra che serve. Ora noi chiediamo una inversione di tendenza che metta invece il Veneto nelle condizioni di almeno recuperare parzialmente il gap che ha accumulato nel corso degli ultimi anni e che ci vede tra le ultime regioni d'Italia in quanto ad investimenti su questo tipo di strutture di rotaie e di trasporto. Servono 30 milioni, ma serve soprattutto un cambio di mentalità. Lo chiediamo fin da subito perché non è più il tempo dell'attesa. Stiamo tagliando treni, aumentando il costo dei servizi. Rischiamo a settembre seriamente di vedere i comuni che aumenteranno i biglietti per il trasporto scolastico. Qualcuno lo taglierà assolutamente. Bene, non possiamo pensare che le famiglie paghino un prezzo così alto dopo una manovra governativa che già li ha taglieggiati anche proprio nelle fasce più deboli. Quindi fin da subito la Regione intervenga e intervenga dicendo che il trasporto pubblico locale è un elemento di qualità che rende più civile la nostra realtà del Veneto, è un elemento di qualità che offre copertura e garanzia a un servizio essenziale per le famiglie ed è un elemento di qualità senza il quale noi scendiamo ulteriormente di livello nella scala di valori nazionale rispetto ad altre regioni che invece hanno lavorato sul biglietto unico, hanno lavorato sulla questione della migliore gestione del trasporto pubblico locale, anche rendendolo più efficiente, anche ottimizzando il servizio e quindi per esempio mettendo nelle condizioni di lavorare insieme con un unico grande occhio che osserva il Veneto appunto e che è capace di offrire per ogni necessità e ogni territorio i servizi che necessitano appunto e di renderle quindi più operativi e più efficaci.